Che fa tu? Guarda, ti metti a guardare mentre che registro, Giuseppe. No, lo farò. Aspetta. Levati davanti. Comunque è un modo per divertirci tutti insieme e non drammatizzare più di tanto. La famiglia di Fettusa è una commedia brillante in 2 atti di Calogero Maurici, che è l'autore, che mi hanno detto che sia in sala. Io vorrei che si alzasse per conoscerlo se c'è, eccolo lì. Ed è un modo per demonizzare l'handicap. Io non so se lei è d'accordo soprattutto con quello che dico, ma poi giustamente un autore ha una fantasia sviluppata a 360 gradi, e se ha voluto portare questo tema alla ribalta del teatro probabilmente lo ha fatto perché quest'anno, lo voglio ricordare, cade l'anno dei portatori di handicap, l'anno europeo, un modo per ricordarci di queste persone che sono vicine a noi, con le quali condividiamo ogni giorno tutti i problemi, non solo i loro, ma quello che la società quotidianamente ci presenta. E forse loro sono più bravi di noi nel saperlo affrontare, ed era giusto che si parlasse di questo tema. Il teatro da sempre porta le istanze della società, le rappresenta in modo da demonizzare, no? Da annullare queste nostre paure, questo nostro terrore. Ecco perché gli autori si spendono in questo senso. La società è giusto che venga rappresentata in scena. Lo hanno fatto i grandi, lo fanno anche coloro i quali non si conoscono, ma appunto lo fanno per farsi apprezzare e per portare avanti delle tematiche a noi care. Allora, il nome è per conto della compagnia Teatro Accademia di Mario Chiarenza e dei lavori in corso, direttore artistico Lidia Brundo, presidente Domenico Emanuele. Io vi auguro il benvenuto, un buon proseguimento di serata e soprattutto buon divertimento per tutta la stagione. Grazie.
mamma, infatti si chiama Massimo. Davvero, volete? Male, Massimo a posto. E poi? Vieni qua, la vita, vieni qua. Oh, buongiorno. Ciao Manicchia, ciao. Oh, signora Manicchia. Ciao, signora Manicchia, buonasera. No, niente, signora Manicchia, buonasera. Stupo. No, chi c'è? No, mi stupo non ne va. No, non c'è. Sapola, signora Manicchia, chi c'avevo? Non si può camminare più. Ragione, signora Manicchia, ragione. Dai un altro che dici, bisogna fare qualcosa. Che passa che passa che disgraziato, che sale di su. Va bene. Sa qualcuno ospedale? Sì. E invece casomai che c'è una roba da sciocchiata, c'è non ti piace. Ma quando cosa che succede? C'è la vera Maria, niente. Non ci posso pensare perché. Io non dico di sciocchiare, già mi spiegato io. Dopo 10 minuti ci venne nel bar per morire. Signora Maria, che si considera ospedale? Sì, aveva ragione, mi certo. Mamma, Sì, chi c'era? che tra poco arriva papà. Ah, sì, che stavano a fare certe cose, signora Maria. Disturbo subito. No, ma non c'entra, ma è come l'altra volta, signora Maria. Distante, magari, ti elimina la fotina. E ora ti unisci, ti si cantare qualche cosa, perché sa che disgraziato come tu dire che prendi su. Lei non ci facesse caso, signora Maria, che se sei tranquilla, Guarda, non mi stai se ne va, signora Maria, si rivediamo un'altra volta, va, Ma io non ci cammino, la blocchi tanto. È sempre una sbagliata. certo, no, Va bene, arrivederci. sì, mi raccomando, signora Maria, Grazie. arrivederci. Oh, ma chiamava più di mano pure la sbagliava. Sì, mamma mia. Stavo sola. Hai ragione. E chi c'è per tanto motivo? E quali sono questi motivi? Quali sono questi motivi? La Sentite, signora Maria Musso, per esempio, non pare un motivo. per favore, vi favoreggo, non mi parlate della signora Musso. Non mi parlate della signora... Non solo che avete a rompere magari un mosso, rompa magari le scatole. E poi, magari una cocca. Meschina. Allora cascai. Oh, Sì, sì, non mi posso capire. cascai. E mentre stavo posteggiando una tamponata, magari. E bastavo sulla sera, Maurizi, stai attento quando cammini, stai attento quando posteggi la macchina, stai attento perché ci sono le cristiane e ti faccio cascare, io mi cambio la lampada. Santino, meschinazza, vada, meschina. Sì, meschina, quando venite mi dove sempre la schiena, meschina, per favore, aveva ragione da figlia, aveva ragione. Papà, Ah, che c'è? ti devo parlare? Sì, Sta parlare? notatore. Sono io, papà. Fluida, Santino. Papà, tu mi hai voluto sempre. Sempre lavoro con me, Santino, sempre. Tra padre e figlio è giusto che ci sia un rapporto aperto. Apri, Santino. Apri, ti devi aprire, Santino. Ma perché lei sta chiuso? Io ti dico tutto, Santino, tutto che dici. Oh, di qua ma manzona che mi ha detto qualcosa, ma non è stato possibile. Tu stai
piglia e la Va dici. bene, va. Avanti, va, avanti. Suo papà come si chiama? Stefano, Stefano. Stefano come? scassamento. Scassamento! Scassamento! E basta! Ma basta, basta, scassamento! Guardate caso, più di me! Ma poi c'è vero, scassamento! Ah! E sua mamma? Rosa, Ah, Rosa mi piace. Rosa mi piace come un nome di una maggiore. Rosa mi piace. Rosa come? Rosa buffa. Rosa buffa in scassamento. Ma che cosa c'è messo? Rosa buffa in scassamento. Mi stanno girando sulle dita. Santino, ma tu ti scordaste il nostro cognome, Santino? Ti scordaste? I nostri cognomi sono i nostri cognomi. Appunto. Sono nostri e basta. Sono nostri e basta. Ecco, sono nostri e basta. Dani, Oh, tu non te lo dico. me lo dico? Non te lo dico. Non te lo dico. Non te lo dico. Si lo piglia, Santino, No, si lo non piglia. può chiedere, ma immaginate in questi anni che casa si capisce e come è la chiama? Come la chiama? La Bibbia! Non lo dico tutte queste volte che lo dici tu, lo dici solo una volta, là, E assai, già di volte assai, già due volte, assai papà, assai, non mi piace, non voglio essere, non se ne può fare niente, mi dispiace, e chi? E basta. Se lo piglia, Santino. No, non se lo piglia, Se lo piglia, Santino. io dico che non se lo piglia nessuno. Io me lo dico e basta. Ma no, Sì, no, Gioia, io lo voglio, stai tranquilla, io voglio, io sì. tu non te lo piglio. Si lo piglia, Santino, si lo piglia. No. Ma dico, di nostro cognome ti fanno tanti più belli, Di Santino con l'uccello. A sponda, pomodoro, in con l'uccello. Ma vai da Santino, te lo faccio ridere, magari vuole, va. Ma non state esagerando, va. Ma perché Santino come devi essere? Poi tu ti scordasti con te fette, Ti scordasti, Santino. Ma che cosa c'è per le mani fette? Una là e tutte te. Ma come nell'hai con defetto? Nell'hai, c'è pure un defetto, scordasti. E tu nero, down, c'hai tu non lo poco, Santino. E tu ti sta vicino? Non tu ti sta Io ti sta vicino che c'è venuta. Santino, somiglia, ecco, somiglia. Oh, si scarica. Quando scordasti ti sembri l'oso figlio di King Kong. Guardate qua, scassamento. Ma dico, come me lo immaginate, visto quando sono all'altare il bello padrino che chiama la Bibbia con l'uccello in scassamento. Oh, che cosa c'è di essere? Signori miei, mi stanno girando tutti i sentimenti che stanno girando. E se ci avessi chiesto per caso, ma come avessi chiesto del bagno, che bagno di urgenza, come ci dice? Stiamo a fare un colpo sicuro, cassatina, non la Bibbia, ma da cappello, mi fa volare, mi fa girare, è bella, c'ha la voce bianca, ma da cappello, ma chi è pappo? Morisse all'otto,
pensa un vostro marito? Dicevo che carino. E dopo che ci è venuto ci venne le guardie a morire. Sì, mi dispiace, non ruoto, un santo cristiano, buono, dicevo del caro, come tutto usato un capito, sempre, ho capito. Assurda, non è? No, niente, signora Manicchia, io veramente avessi ammettere perché chiedo a parlare, ho occupato a Salvatore, faccio sui festeggiamenti e dire da. Io aspetto il gitto. Possiamo fare un po' di tempo. La sta andando fuori, facciamo un po' di caffè, sono un bagno e quindi... Ah, va bene, va bene. Però tu sul Nesci stai attento, Sta, Stai attento quando questi giamati, stai attento quando cammini, con l'occhio tanto è così, stai. No, perché tu sai che succede io? Da un giorno, non andare a chiesa. Oh, gli ragazzi mi stanno a
buone, chi lo sogge, buone completamente. Ma se non mi conosci, c'ho una famiglia di simpatici. Sì, ma tutte difettose, la Virgia, tutte difettose. Ma detto, ma uno buono non ci poteva essere nella famiglia. Uno solo. Ma un cane è un amore. Un cane, che è giusto un cane per essere buono. No. Ma un cane. Si chiama Giuseppe. La famiglia di difettose, cucoleranti. E lei una famiglia di perfettine senza cose. Sì, va bene così. Lavinia, momento, mamma, facciamo una cosa, stiamo le moti e... come a fare? Come lei può leggere? Senti, Lavinia. Massimo vi darà tutto, Vi darà tutto. vi darà il massimo, ne sono convinta, perché lui mi vede bellissima, dolcissima, purissima. Un oracolo verissimo. Anch'io lo vedo così. Va bene, mamma, senti, io voglio la tua felicità, Lavinia, guarda. Vuol dire che faremo di tutto per portare avanti il suo amore. Bellissimo, dolcissimo, purissimo, mamma. Ah, ma ne va niente, non ti trascurare, dammi un poco d'animo, niente, ora cosa fai? La ragioniamo e cerchiamo di sistemare. Poi dai che si convince papà, si convince papà. Mi consigliaste tu che l'amore ha molto di difetto, ma... Lo sai, l'amore è molto di difetto, però... Santino. Sì, Maria. Liberato. Ma che dici? Assai a lì. no, Santino, ti careggia. E quando parla, che assai? No, ti careggia, te lo dico, ti careggia, quando si sente. Dico, ma vuoi finire da parlare sempre tu? Capiti, che cosa stai dicendo? Ma vuoi finire da parlare sempre tu? O volesse conoscere? Davvero papà, sì. O volesse conoscere? Lo sai, lui lavora in una ditta di pulizie. È bravissimo, parla l'inglese come se niente fosse. Sa usare il computer. Scrive poesie, papà. Sa cucinare, sa stirare. Sa amare, papà. Tu di tutte queste cose non ne sai fare manco una, Santino. Ora vai via, mettilo su, a cucinare, a tirare, a lavare, a fare. Mettilo sotto, senta la camacia, mettilo sotto, ma così e poi finisce. Senti Lavinia, dimmi, quando tu dici sapi amare, cosa intendi? Papà, ma perché pensi sempre male? Vuol dire che mi vuole bene, papà. Ah, se ti voglio bene, tanto fa. Bravo. Mi chiama Massimo, Bravo. per favore. Grazie. Bravo. Il pronto. Ciao, pecorino mio. Sai, papà, sei amici. Che fumati, poi ce lo prego. Va bene. Ciao, ti amo. Ciao, pomodorino. Ciao, ciao, ciao. Ecco, un pomodorino, come sei? Dalla mascherina. Santino, ma io non chiamo lavoro, però tu mia pomodorino non mangiava tu. La magari tu essere chiamata pomodorino. Ah, poi ci mettiamo magari del pacchino e poi ci avanza la completa. Pomodorino. Santino, scusa Maria, senti, ascolta Maria, Sì. ascolta. Sì. Santino, mi raccomando, non facciamo caso a certe cose, tu, ma che facciamo finta di manco a destra, va bene? Noi siamo superiori a queste cose, ma a queste cose non ci facciamo caso, Santino, vero? Sì, parlando di questo. Sì, va bene. Sì, ma che sei Santino? Non ci facciamo caso. Ascolta, sei un Santino!
sbagliare con me. Poi mi sa scoppiare una bombola. Madonna, che chiedo? Scoppia a ma finisce dietro, ma finisce. Ma che cosa deve pensare? Che cosa deve pensare? Senti, ma va pensante, sì. Va pensante. Scoppia a e finisce dietro. Se ne mette un poco. Ma dai, come ci pensate? È possibile che... non ripeto più. No, non scusate, no. Ma non le dà un po' la Chiuso, sei gelato. Non c'è più niente. La compagna, l'amica, stai tranquilla che tanto niente ti succede, non ti fai ascoltare, non ti fai... Mamma, da Sky! Oh, ma Sky, quella lì! Cambiamoci, tu sei a Non devi fare vedere. ma che cosa faccio, meschina? Ma che prima che venga qua, Ora la porta, non ci sono più. niente, Ogni volta che casa succede sempre Va qualche bene, cosa. vabbè, mi raccomando, non mi scudare che non è Cristianura, Santino. Non facciamo caso a niente, Santino, mi raccomando. Queste cose non ci parliamo, Santino, ma non sono queste sciocchezze. Sì, Santino. Abbiare sì, è una cosa. Appunto, Me lo vuoi dire dopo? Lo dici dopo? Dopo fare. Per nome che non te le chiede le mani. prego, accomodatevi, sì, certo. Accomodatevi, Come? vieni la linea, vieni. Prego, accomodatevi. Vieni, Santino. Siete qua. Sempre più bella pomodorina. Scusate, io ho necessità di parare qui. Sperato che non funziona fuori di scappa. Sì. Il bagno è in fondo a sinistra. Scusate, ditemi più poco bagno Massimo. Non c'è bisogno di un bar, io questo piacere questa parlata. Scusate, questo difetto delle urinali. Sì. Non era niente da fare, tutto così poveri. Non vedevo l'ora io, non vedevo l'ora di conoscere. Magari io non mi vado a riconoscere, sono un cielo. Sta parlando di ma che non te lo posso parlare. Tutto così, non siamo. Me l'avevo ascoltato, un bar se non mi più stato, non comincia a fare la caraia, ma si dice. Ma dai! Guarda che ce lo so. Ma senza acqua? E tu vai più con la mamma a fuoco. Santino. Basta! Che pareva che sai? No,
posso fare l'amore con Matti. Oggi mi sai che i monumenti sono fumati, io ero tutto fumato e non mi chiamo una cosa. So che me ne ho partito, non ce ne metto. La vita, questo così mi rinaccerai. No, non si sente. Non si sente. Ma bello, mamma, bello. L'ultimo modello, papà. Me lo porterò ovunque, in cucina, in piscina, in bagno. Sì, è così, vuol dire che mo stronzo. Avete un po' di caffè, un aperitivo, per favore. No, mi dite no, il mio video caffè mi trovo un po' che non devo capire poi. Ma che me ne va Massimo, Massimo, dico, i tuoi sono d'accordo di questo zetaggio? Senti, no, come cazzo, che non si usa questo termine, scusalo, voleva dire di questo amore, ma non fidanzamento. Non vedevo l'ora di conoscerti. Ma magari no, siamo troppo contenti e troppo felici che ti abbiamo conosciuto. Sì, contentissimo. Sogno proprio contento. Ma stai succedendo tutto. Ma guarda che ci sta giocando per vicino. Oh, ma sì, sul sofà. Dica che fa. Non si sente. No, Ora noi ce ne andiamo. Siamo in Va bene, allora buongiorno. Arrivederci. Venite quando volete? Ciao, Provolina. Va bene? Tu sei la mia Roma. Ma come? Ma perché noi ci sei? Casa Magno c'è un più dotato. Papà, ma io l'ho visto solo una volta e manco ci ho fatto caso. Non ci fece casa, piccini, casa chi non daia. Non ci faceste caso! Ma come non ci faceste caso? Ma come? Ma che non viene, caro mio? Quando viene a fare? Quando ti ho dopato per fare capitano un cinetto. E a guardare che si chiama libero. C'è un gesto come una galera. Proprio come se fosse tu, c'è una come una storia. Niente. Guarda che fa. No. Papà, ma poi l'hai visto Massimo? Nemmeno si nota che bambetta, è un ragazzo meraviglioso. Non si capisce a poco. E te dici, so che era la pina da 3-4 ore, tu mi dici, quando c'è stato? Ah, ma io quando sai che se c'è un caso di pericolo, mette che sta scoppiare la bombola come di casa signora Malicchia. Ah, o tempo che ti dice, pericolo, che cosa fa? Papà, lo scusa. Io non penso, tu dici. Papà, Io non se ne va, e ti devo staccare sta tondalata. No, papà, non diciamo che. papà, ma vedi che i medici hanno detto che col tempo forse ti può scomparire pure gli aumenta. Io se ci aumenta, come faccio? Ah, come facevo, papà? Come facevo? Papà, non rovinare la mia felicità, ti prego. Te ne supplico. Santino, amante, un marito va. E poi tu hai detto sempre che a tutti l'avevano difetto. Io faccio, l'hai detto sempre. Tutto l'avete difetto. No, non va, niente, ma non so. Come che devo mucciare? Ma che io so. Santino, a volare ma diceva sempre, figlio uno buono, una razza, come figlio una buona razza. Signora, signora. E poi ogni bello ha un suo difetto, ogni brutto ha un suo talento. Bravo. Forza, Santino, vai. La vedi? La vedi? Prima io... Cosa? Ma non sono convinto.
visto che siete troppo provoloni. Se tu la mia approvazione. Lo sapevo che avresti capito, lo sapevo, non avevo dubbi. È vero che anche tu hai qualche difetto. Ma sì. Tu disse di drammatico. Non si sa, hai una stampa di cetriolo, una stampa di bollettino, e poi chi ci può in tempere, poi stiamo fare una bella giornata. E io, mamma? Lasciamo perdere Leo, per favore, lasciamo perdere Leo. Essete sicuri dopo. Essete sicuri dopo. Avanti. Questi sono sempre difetti a sedere. A sedere. Siamo mocciati a sedere. Io sono ancora dentro. Vabbè, pazienza. Disterà così. Avanti. Dai scemi. Sì. Quando mi faccio, apro i cantieri, tutto là si avanti. Sì, tranquillo. Anche adesso. Bravo, ammorizzato. Ce l'abbiamo fatta, infatti ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatto, ma... Meno male che faccio Salvatore ci salva una parola alla fine, se no... Salvatore è bravo. Meno male, va, andiamo. La linea? Senti la linea? La suocero, che la grossa. Ma che cosa, ma? La coppa. Ah, insomma, normale. Ma tu ce l'hai toccato mai? Veramente una volta sì. Tu non l'hai toccato mai la linea? No, però la tocca te che ci volesse fare, sì. E magari la parte ce l'avesse a toccare dai fiati specchini, lì sempre, da qua, da pareti, di tutto. Soldi e salute sembrano ottenuti. Sì, sembrava dubbio, dice. La linea. Ma lo so, oggi alla fine, sai che c'è andato? Mamma, magari loro vedono. Come facevo la linea? Come facevo? Certo, i problemi ci sono alla linea, ora vedremo che cosa succede. Se già questo nonno fece che doveva fece, ora che cosa sorgere, insomma. Va bene, va. Viene un corpo. Io dico ma ci viene un corpo sicuro. Ci viene un buon lasso la linea, come facevo? Che ne sai, Pronto? Sì? Ciao pecorino. Sì. State venendo? Con tuo papà e tua mamma? Va bene. Sì, ora glielo dico a mamma, ora non so che mi dico un po' troppo. Va bene. Ciao. tu era la linea. Sta venendo una Va bene, allora io me la faccio, Sì, non ti preoccupare, niente, ma giusto lì, non la trascurare se mi stai a cacciare. Oh signore, aiutami, ti prego, aiutami. Ho bisogno. Don't do that. Baby, please don't do that. What are you crying for? Is it because you're sad or mad? Nothing's gonna go wrong. Sometimes we feel inside us that everything we have is only here for today. Dicevo, parla del domani. But every now and then, Io non dormo, sogno. Sogno. E come si sogna senza dormire, papà? L'amore, papà. Lo sai, c'è l'amore per te. L'amore c'ho fuoco per Santino, sta vedi compagno. Metti un po' di profumo, però mi portare un massimo a me. Sì, certo te ne metti un po' di libro che non tutta la vita. Ma non scherzare, ma che fa, non ti cangi, Santino? Perché sogno quanto si può? Sogno metà già così. E allora cosa ti fai? Metti un po' di dopo barba, no? Senza papà faccia. Va bene, tu metti le capelli su taciti nei mutandini, cosa mi fai? Porta, Ma la mutandine! Ma tu sai come papà andremo tantine?
tranquillo, non c'era passato. Grazie Santino. Mamma, io. Sì, sì. Mi raccomando, papà. Suona una tomba, io non c'è solo, facete finta che non c'è solo, guarda, che fa? Sto un attimo. Benissimo, non sono buone, che cose, è così, non sono buone. Se lo piglia,
che tortura che c'hai, che tortura, una storia in continuazione, signore perdonatemi, ma io c'hai tanta fede, ma in questo momento mi sta venendo proprio troppo pesante, troppo, non ce la faccio più. Qui. Santino? Santino, secondo? No, già lo sapevo che arrivate, però non mi disturbate mai, quando in questo momento specialmente. A dove sono i figli? Da banna, che si stanno comportando. Quando avvengono con voi. Invece No, quando capitano disgrazie. no. Su ora mangiavano con voi, muore prima di essere alle 8. Certo, perché dentro quel stesso secondo. Non è a fare questa male. Lo saccio. Meglio muore con dispiacere che muore con la disgrazia. Tu che dici, Santino? Io dico invece che è meglio la salute avere e fottere sempre dei dispiaceri. Giusto, dici, Santino. Visto le qui. Quando tu posso che mi capitano dall'unino, che hanno... Tutte cose. Santino! Ma non ci stai parlando? Va bene, niente. Io appena parlato si smuove che questa colazione. Ma ci stai controllando la lesione che ce l'ho detto, Santino. Vedi che è una famiglia, mentre dormiva, moriva, ci stavano tutti in morte. Sì. Ok. Dicono una bella notte. Ma come? Volevo, non lo so. Passati. Dicono veramente una bella notte. Ah, si ricreano sicuramente. Magari a cantare sicuramente ragione. Direttamente con l'Angeletta, ci trovate. Adesso, se che c'è la signora Maricchia, che vuole un poco di confidenza. E io non ce lo posso far passare perché sono impegnato. Sì. Va bene, continui a parlare con tuo marito, che ci piace a qualche No, io a Nesci per forza, ma non è ieri, non ci posso stare. Scusate che io Nesci 2 minuti. Nesci 2 minuti. Scusate, ma mi raccomando. Assunta? Ti vedo un po' triste. Che c'hai problemi? Problemi con la vita? Non vedi quando disgrazie che c'è solo da vita. Ti diceva tuo marito, su che ci sono congiurtati, dalle signore che ce l'ho te. Ma che c'entra che suo vapore? Le signore Marita non cominciamo, un'altra volta. Lei vede disgrazia un niente. Oh, Signore Gesù. No. Ecco come dire. Disturbo su disturbo, ma ne va. No, che c'entra signora Marita? Quando la vedo qua? Oh, buongiorno, prego, accomodati, accomodati. Prego, compare, buonasera, come sta? Tutto bene? Accomodatevi, prego, accomodatevi. Buongiorno. Prego. Buongiorno signora. Questa è la signora Maricchia, è una nostra vicina di casa, una buona vicina di casa. Ne viene a portare un po' di compagnia. E ci porto magari un po' d'allegria. Buongiorno. Un attimo la cava. Ah, la vedi a casa, lo sentiste? Bella amica lei. Accomodatevi, prego, compare, s'assittaste. Grazie. Prego, assettatevi. Ma se te ne va, come facciamo? Non ti preoccupare, c'è un segnale anche un cellulare che mi fanno fare squillo e noi ci vorremmo correre insieme. Sì. Non ti preoccupare, lo convincerò a Sì. Facendo che lei ha una bella coppa. Grazie signore, grazie. Compare, Sì, questo fidanzamento si deve fare a tutti i costi. d'accordo. Non tanto convincere la marito, dobbiamo fare di tutto per convincere la marito. Un bacino, un fidanzamento, un bacino. Sono in questi atti che mi sento meglio, quando ti vedo. Io allora me ne vai, va, signora Marito, va bene, va, andiamo a lavorare.
dico stavolta venivo a così, ma la prossima volta eventualmente viene una moglie, dico io faccio la guardia da sud. E come se vorrebbe giù a fare la guardia, a mangiare le sere, mentre a fare tutto per convincere la mamma del tuo compagno. Non potevo stare da così con questa situazione. Sì, un segnale che sto, buongiorno, ciao amico, Mamma, io lo voglio, io me lo piglio! magari io voglio, magari io voglio. Molta mamma va. Ma come va a fare? Niente, ora vedrai che un papà si convince. Mamma, se papà non si convince io non ne voglio. Non devi manco per scherzo la vita, va bene? Io voglio, sì, invece. Ma guarda, lo sai che dico? Vi piglio 50 minuti. Va bene, sì! La vita però, qui c'è, che sono queste cose? No, 50 pillole, no, la vita. Ma che fare con 50 pillole? Niente, basta, ma mamma. Mica tutto fare tutto in casa. Ma insomma, ma Dio santo, queste cose di queste tempi. Non ci può ragionare. Tutto quello che vuole immediatamente si deve avere. Che magari suo padre aveva ragione, tanti che ha spendonato, tutte queste difettose. Oh, Gesù mio, misericordia. Che situazione camoreosa che mi avvede da sta casa. Non mi avete facendo più. Madonna Santissima. Che c'è? E vieni un po' a sopra. Dice là se ne va a Celestia. Scusa, non faccio se ne va a Celestia. Dici un bello discorso? Sì. Ma disse prima di tutto che io lanciai l'amore per il prossimo. E chi era il sacro? Oh, disse non c'hai amore per il prossimo. Non c'hai amore per tua figlia. E se come parlavo, non c'hai amore per tua figlia. E poi all'ultimo è peggio di tutto. Non vuoi bene difettosi. Non vuoi bene difettosi. Ma proprio sai, era di lui Isacco, più serio. Dice un discorso proprio che mi dice sentire il più cattivo di tutti i cattivi di questa terra. Proprio ne piavo terra mi piavo. Non lo aspettavo da quando Salvatore, quando faceva tutte le sue No, niente, non da pigliare, Santino. non c'è amore per il prossimo. Vedi Santino che cosa è? Che tu non è che sei poco intelligente, no. È che in certi momenti non capisci niente di niente. Tu vedi Santino, non è che non c'hai il favore di tua figlia, no. È che proprio certi minuti la pensi proprio, no. E poi vedi Maricchio, non è che tu non capisci niente. È che certe volte te le porti le cose. E poi se lo vuoi sapere, Santino, tu non è che sei cattivo, Santino. Tu sei più cattivo di tutti i cattivi, Santino. Ma lei dice stesse cose che nessuno. Come staranno, vabbè. Io che mi preoccupivo per vedere il sole, vediamo cosa mi dice mamma dire. Faccio il Salvatore per non lo fa dire. Ma tu, un'altra volta, mi dice tutte magari le stesse cose. Mi dice magari le stesse cose. Ogni è una figlia. La barra, La barra. Ma può parlare? Ma capita può stare? Non ho capito, no. Ho capito. Non capito. Dico, adesso abbiamo l'altro sul mio. Adesso abbiamo l'altro sul mio. Va bene. Chiamala. Devi vedere che ci voglio parlare. Sì, già va bene. Ci voglio parlare. E dire che non lo devo fare. Ci voglio parlare. Ci voglio parlare. Ma guarda come mi è a finire in questa situazione per colpa di... Signori miei, ma io come non lo potessi immaginare? Come lo potessi immaginare? Ma figlia, ma ti pare? Ma ti pare?
sanando, una cosa. Ma che sta sentendo? Freddo, ma non sento niente. Non sente niente. Non sente niente. La mia, io parlai un po' di Salvatore, mi fece una prega longa. La mia, io ti voglio aiutare. Ah, ma che ascolta? Sì, io dico, possibile che una cosa qui non la potevo incontrare. E Santino, guarda, mi ha detto, voglio due prime passe. Sì. Ah, ma io ti voglio aiutare. Vedi? Tu vai a bene. Tu mi devi aiutare. Ma che lei, giù. Va bene. Vieni a casa. Senti, parliamo tutti e due. Tu vedi, sì, la figlia mia. La pensativa. L'unica figlia che c'avevo sei tu. E tu sei una figlia. Io vedi, voglio proprio dare tutto l'appoggio che posso dare da parte. Io non ti posso sapere. No. E ti voglio aiutare. Io ti voglio dire, papà. Dici, papà. Ma che succede, Santino? Aspetta. Ma che cosa c'hai? Aspetta. La signora Maricchia c'hai disgraziata, ma il seccaio tutto in il seccaio. Tutto il momento sono, ma come mi soccare, senza me lo proteggono, invece mi azzeccano tutto. Santino, dica queste cose ancora. Non lo so, Marina, oh papà, io ti dico con tutto il cuore, vedi, io dimentico, tu dimentica, tua madre dimentica, tutti dimentichiamo. Marina, lascia. No! Basta! Basta! Io non lo voglio, me lo picchia! Si lo picchia! No, c'è la miseria! E invece non te lo dici, tu invece non te lo dici, ma come me ne spacca questa testa, ma come ce l'hai a dire? Tu riconosci? Io lo voglio! Non tu picchi, perché? Ma come se mi sta passare sta vita, come se mi sta passare? Come se mi sta passare? Metti come no, io so. Non mi Io picchia! da dove picchi? No, è che scemo davvero! A me mi dice che non lo piglio! Stava dicendo che da casa non posso ripetere! Amore, che tu picchia! Santino! Marito! No, marito, tu hai detto sempre che avevo tutti i difetti, perché non chiudi l'occhio, Santino? Ma non posso chiudere l'occhio, se chiudo l'occhio magari io siamo provati, già ce n'è uno roso, e chiudo magari io l'occhio che va a fare, che facevo? Una casa, chi era possibile che lo fare, una veranda, niente, guarda, Santino, ma davvero sta cascando, ma no, niente, ti prego, Santino. no, niente, lasciami perdere, per favore. E su Serena? Ma quale Sant'Elena? Ma che cosa sta dicendo? Ma come Sant'Elena? Ma cosa scherzare? E su Serena, Santino? Poi sto mai, per favoretto, non mi parlare di se ne fuori, non parliamo che se ne fuori. Guarda perché ti ritengo responsabile di questa situazione. Stiamo ancora, che c'è una casa magari che si fa una faccia intera. Io sarei responsabile di questo. Tu sei responsabile di questo. Ma dico, ma perché sta padrona poteva scippare la testa? Ma possibile che non si poteva convincere manco io? Ma possibile? Ma come sa fare con questo? Ma la testa più dura, non so che cosa.
su alla montagna, a sto si vedremo sul pozzo del prezzo, da Sì, sicuro, poi non è ce la fa. Santino, va bene, sicuramente ti davanti a montagna te ne voglio un sentimento, Santino. Sì. Questi miei portano Non te che sei, che un'altra volta. no, mi metto del capo. Testardo, la testa di un culo, testardo. Vabbè, vai, faccio un po' di schifo perché io stasera. Lavinia, guarda che io stai scemo. Stai a fare un po' di spesa, mi raccomando, mamma, stavo attenti, eh? Basta. Se questo servirà per darmi una lezione, che ben venga. Pronto? Massimo? Sì, ho deciso. Sì. Tra mezz'ora puoi venire a prendere. Va bene. Ciao. Io gli scrivo per lì. Da dove comincia? Signore, aiuto. Caro papà, non potevo arrivare a tanto. Io non voglio perdere l'onore, per questo ti lascio il mio numero di cellulare. Se mi telefoni alle 4.
aiutato, mi hai fatto tanto. Mannaggia la miseria. Santino, raccogliti, ma perché non ti raccogli? Mannaggia. Ma sono venuto sempre a scorare, sempre. Santino, per favore. E come ci dico? Ma come ci dico? Che vergogna. Siamo in bocca a tutti, siamo in bocca a tutti. Uè. Ma chi è? Maricchia, signora Maricchia, non posso vedere, perché sono sul cattoccio, sa, perché se non viene a doccia sono nuda, non posso vedere la cratere. Stai zitta sulla tua camera. Mica ora ci riuscivo un po', e se bruciamo. La portata, la plastica, il cibico, mamma mia. Va bene, signora Maricchia, vuol dire che oggi poi io a doccia mi ha fatto un'acqua fritta, va bene? La saluto fuori, signora Maricchia. Dio santo, ma non se ne porti più questa cristiana. Ma Dio, speriamo che la figlia se ne va a stare lontano. E che se ne sa allungare un'altra cristiana come a chi sta? Ma poi non la puoi mangiare, perché solo io c'è. Santino, sì. Ma io Santino, pregonditi. Non so pensare. Ma perché non freni? Che come faccio? Oh, che tutte secondi, che vergogna, queste cose, ma la nostra famiglia, no, queste cose. La nostra famiglia, no. Santino, me lo cagate, Santino. Siamo la bocca di tutti, Santino. Ma cosa succede? Siamo la bocca di tutti. Ma perché? Che fu? Che mossa, signora Maricchia? Che fu? Vai, Santino. Che succede? Santino. E qui? E che faccio? E poi una vita. Se ne fui una linea, ma andava lì. Siamo la bocca di tutto. Ora siamo la bocca di tutto. Tanto richiesto, un papacisto, tanto richiesto. Io che cosa la stavo scritto, vieni che cosa la stavo scritto, vieni. Oh, vieni perché io metti chiude l'occhio. Vieni con l'occhio indoppato, cosa succede? Ti spuivo di sotto, ti spuivo. Non la no, la faccio spuire, legge. La bocca di tutto, ora origine. Il giorno con l'uccello ci è scappata sua figlia. E mano male la sua figlia. E mano male. Ma senti la nostra riccia, Santino? Non dici niente, va bene. Guarda, Santino. Con l'angioletto, con l'angioletto. Angioletto, se non fui io, ma figlia, se non fui io, ma figlia. A un esennio, legge, come sempre. Caro papà. Ma mamma ci pensi? Va bene, la mamma dice, no, ma tutto che non hai fatto? sì, che fammi questo scoprire. Caro papà, io non volevo arrivare a tanto. No. Io non voglio perdere l'onore. E allora per questo Sì. ti lascio il mio numero di cellulare. Sì. Se mi telefoni fino alle 4:08, io sarò ancora alla barra. Tu sei lambata, tu sei chi c'entra alla barra? Che c'entro io? Ma sa mai può essere se tu non mi telefono? Il bar, non alla barra. Il bar, la barra. Ma finché il bar, Aspetta, ancora non ho finito. Dopo, io al massimo cominciamo ad essere sempre più vicini. che buona siamo. E poi Massimo mi porterà in vacanza alle Anguille, Santino. Sì, ocio, ma chi chiede un qui? Ma che può essere anguille, se mai andille se può dire, no? Che sto a dire, Santino? Andille, che cosa sono? Chi sono andille? Anguille, docio si fanno, anguille, docio. Guarda pure Santino, telefona. Mai. Telefona, Santino. Mai. Come mai, Santino? Mai. Se ti ha tradito il mio amore, io non ci telefono. Mai. Mai. Ti prego, Santino. Basta. Guarda pure Santino, non ci arriviamo, Santino. Ognuno si assume le Santino, sue non ci arriviamo, Santino. Non mi interessa.
seconde, disgraziato. Allora io ci dice coraggio, amore. E ci sono Santino, ho la sua voce. Io ci sta levando la maglietta, Santino. Disgraziato, sta fermo, disgraziato. Disonesto, sta fermo, disonesto. Disonesto. Sta calando i pantaloni, Santino. E se sono una macchina, Santino, stanno calando i piedi della macchina. Santino, ti prego. Non ti devi Santino, cazzo calate, Santino. Video telefono. Sta suonando, Santino. No, troppo occupato, sono una stasera. Come sta suonando? Non può mai, questa è best. Ti sposi? Bravo! Lavinia! O papà, mettiti immediatamente subito la maglietta! Subito immediatamente città! Non sta capendo? Che sta sendo la macchina, i sedili, i vestiti, subito immediatamente in questo semplice momento sono ordine, papà! Ti stai vedendo con gli occhi! Non sta capendo? Mettiti immediatamente tutto! Direttamente! Chiaro! Subito! Sì, no, ma si è consentito, sì. No, sì, si sta ginocchiando. Ti ha salvata. Sì, ti ha salvata. No, per molto, no, non faccio sentire la mia. Sì, Salina, sono contenta. Tuo padre ti ha salvato la vita. Sì, aspetta, sì. In ginocchio. Ginocchio, ti sei contenta, se no perché non te ne fogli. Avanti, forza. Sì, consento. Consenta, la via, mamma, adesso ti correndo. Sì, ti aspetto, mamma. Sì, ciao. Santino, ho detto. Oggi stai bene, Santino? Sì, L'hai salvata, Santino? Speriamo. Santino, fatti dire potete capire. Non cominciare a correre il chilo potente. Non cominciare a correre il chilo potente. Lascia restare. Chilo potente. Dopo fuori fai rivolgere i chiesi. Speriamo, Signore, per ringrazio. Ma speriamo che non succeda No, niente. niente succede, non Non succede. te lo posso Stai fare. tranquillo. Guarda, Santino, niente, stai tranquillo. Qui Tom Mattia ci puoi mettere la mano sopra il fuoco, ci puoi mettere. Puoi chiudere tutti e due gli occhi, Santino. La mano sopra il fuoco, chiudo gli occhi. Adesso sto fuoco sbanda. Anche i pompieri ci può. No, basta. Speriamo che siamo arrivati niente. Siamo arrivati. E poi l'arrivolo. Vieni qui, siamo vicinissimi. Quando calzo, Perché non ci dava niente? Massimo! Finalmente, non ti posso fare la mamma. Oh, Massimo. Mamma! Per buono, questo tuo papà non ce la fa. Non ce la fa, tuo papà si può spagnare, ci può restare, l'ha fatto tutta una volta. No, non lo fai più, l'hai già pensato, no, ma non lo fai più. L'hai già pensato, una sola volta si fa più, una sola volta. Va bene, quando si è maritato, va bene. Avanti, Vieni qua, Vatti il nuovo. Papà, mi raccomando. Sì, Massimo, scusa, vieni vicino a me. L'occhio non ce l'hai affaticato. No, mi sei affaticato. Occhio riposato, corpo non affaticato. Sta qua. Perché quando papà sai la mamma ci ti vedono l'occhio affaticare, sì. E poi sai si sente senza forze, no, che gioco per fante, cioè mi sarei. E mi fa poi non andare a mare, e parlare con la mamma, la mamma. Nella panna che voglio parlare con Massimo, sto lassù. Scusami,
farsi domande, ma scusi, senza andare da parte discussa, perché non è come una domani. Sì, l'ultime note, una figlia del baciato. Ero dei cenericini. Del casco. Casco proprio tranquille, sereni, una cosa, Massimo, questo setto, questa è una figlia, come sta? Come è lunga? Ah, così. Ah, così, bravo, ci credo perché mi aveva detto tutto in una volta, tutto ancora. Sì. Meno male che arrivaste in tempo, Maretto. Stava caputo prima di te. Ma che cosa stava facendo queste cose di mano, Santino? Stavo facendo, realmente stavo vedendo se ancora vedi la mela c'avevo per il culto e la banana non si era sbucciata. No, allora che fai invitare di cattare. Immaginare di quando sono. Non lo puoi immaginare. Sì, bravo, sì, felice. Ma tu puoi sapere, non mi fa Ma no. Però Sono sicura che hai capito una cosa, che quando uno riflette si rende conto dei propri difetti e che tutti siamo pieni di difetti, papà. Hai ragione, papà. Quando uno ci riflette, capisce che siamo tutti pieni di difetti. Hai ragione. E io ho capito. no, signora Maria, non c'entra. Ora non disturba proprio, signora Maria. L'allegria, bravo, l'allegria, bravo. Sì, sa che cosa ha sparato vuoi? Senti, io ti volevo dire, Sì, signora, che c'è? che sono vado a prenotare la tomba. Di biglietti, di rampettino coccolone. Io davanti già mia. Ci misi cose buone e mi fece risparmiare più di 600 euro. Va bene, signora Maria. Non è questo il momento, signora Maria, ora tagliamo le discussioni che dobbiamo fare, siamo troppo contenti in questo momento. No, non sono cose che ci riguardano. Ma poi dopo. Accomodate. Oh, sì, compare. Prego. Accomodatevi. Santino, prego. Accomodate. Sedetevi, buonasera. Prego. Si accomodasse, signora Maria, si accomodasse magari lei. Si assettasse. Ma io sogno come una di famiglia. Si assettasse. È un poco sport. Quindi una polizia. Bravi, sono contenti che siete venuti a posto Picarosi. Bravo per davvero. Bravi, veramente bravi. Bello essere una sta famiglia. Sì. Questi carossi per le picciotte. Bello Picciotti, veramente bravi. Benissimo. Grazie compagni che siete qua. È benissimo. Compare, una cosa volevo dire. Dico io sogno il melodo. Che si vede compare? Sì. Ma quasi non vado appoggiato quando ero più melodie mie. Compare, io sono sciancato, ma non va a fuggire questa
ho capito. E che tutti questi difetti ci aveva io. Era meglio la mamma Truzza quando nasceva maniettava. No, compadre, no. Perché per un padre, per una madre, un figlio, i figli possono essere pieni di difetti, ma non hanno tanta felicità perché i figli daranno una felicità. Compare, purtroppo noi esseri umani siamo pronti ad accettare tutto quello che ci capita nella voce famiglia. Critichiamo, giudichiamo, ma poi quando ci capita qualche cosa nuova, siamo difficili ad accettare. Purissimo che ci capitasse tutto all'auge, ma davanti agli occhi di Dio siamo tutti uguali. Ma mi facete diventare più difettoso di che non sono. Grazie. Dico grazie. Grazie a tutti. Grazie a Matito. Grazie a Matito. Ma mi dice che avere il tempo quanto difetti io ci avevo. Grazie. Grazie a voi, compagni. Grazie a tutti. Da in tempo mi era visto luce verde e mi faccio capire tante e tante cose. Grazie. E certe volte, quando siamo da così, veniamo a messa, facciamo quello, preghiamo, ci scambiamo il segno della pace, metaliamo, siamo tutti buoni. Appena nasciamo però ne scordiamo tutte cose, tutto, e ritorniamo peggio di prima, più difettosi di prima. Certo, difetti l'abbiamo tutti, ci sono chi li ha visti, ci sono chi li ha bruciati, ma siamo tutti difettosi. Grazie, grazie ancora, compare. A solo, siamo pieni di difetti. Tu, marito, io no. Giusto, sai che cosa ti dico? Sai che cosa ti dico? Pigliamo una bella bottiglia di spumante che da che avevamo salvato da tanto tempo, perché voglio festeggiare questo momento che capivo che sono il primo dei difettosi. E me ne vanno. Va bene, festeggiamo tutti. Sono contento veramente. Grazie, grazie compagni, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi, compagni. Grazie. Auguri! Gli figli nascono! Felicità. Grazie, compagno. Vediamo, che bello questo momento, bello, sono veramente felice. Vediamo compagni. Aspetta, tu tegno io, tuo compagno tu tegno io. Ecco. Signore miei, mi stai lavando di un corpo, un peso di 100 kg, perché non auge dall'auge, cercamo sempre di non vedendo quanto che avevano auge, e certe volte siamo magari orgogliosi. A questo gentile pubblico ci voglio dire solo una cosa: difetti ne abbiamo tutti. Ci sono chi li ha visti e ci sono chi li ha bruciati. Tutti siamo pieni di difetti. Essere perfetto è magari un difetto. È meglio che la perfezione non esiste. Accettiamola da così, come si. Auguri a tutti. Ogni giorno la vita è una grande opportunità. Ogni giorno
chi sta sopra, chi sopra. Al mattino è un po' grigio se non c'è il dentifricio. Tutti quanti allo specchio e tutti in mezzo. Ma comincia l'amore volevo dire una cosa, che con Pippo da 3 anni che ci conosciamo telefonicamente, pensate, per questa sera, per questa occasione ci siamo conosciuti. Devo dire che siete stati bravissimi, nonostante è un lavoro nuovissimo. Pensate che ha 3 anni di vita, sta girando tutta la Sicilia, mezza Calabria, è stato tradotto anche in francese da una compagnia teatrale, assieme a un altro mio lavoro. Ora che mamma morì, uso che papà. Un altro tema molto uguale. Ecco, poi volevo dire una cosa, ci tengo. Ecco, abbiamo la signora Punta ha detto benissimo, la presentatrice all'inizio ha detto una cosa molto bella, molto vera, che tutti abbiamo determinati effetti. Chi vi parla ha avuto anche tanta sofferenza nella vita. Purtroppo pensate che tanti anni fa una malattia mi ha portato via, un rene, e quindi questo niente più grosso per me anche psicologicamente. Quell'altra malattia, un altro intervento grosso di 7 ore all'addome, poi dopo l'anno prossimo un altro al polmone e l'anno scorso mezzo polmone è andato via. Mercoledì ho un attacco molto importante e sono molto ottimista. Il teatro veramente fa superare tante cose. Bravo! Autore di un rappresentato per il 2001, 2 e 3. Ogni giorno la vita è una grande comita. Ogni giorno una lotta, chi sta sopra e chi sotto. Al mattino è un po' grigio se non c'è dentifricio. Tutti quanti allo specchio e tutti in nicchio. Ma comincia la parli sempre soltanto delle cose